Amici di La Calcio Plus, un saluto da Salvo Geraci, benvenuti all'Enzo Curreri di Trabia, provincia di Palermo, Real Trabia Aspra, 22esima e ultima giornata di prima categoria siciliana, girone B. Aspra ormai salito in promozione, Real Trabia invece retrocesso in seconda categoria. Intanto avanza l'Aspra con i Mesi, il pallone passa nonostante le tocca avversario Lo Cocco in area di rigore, cade giù, calcio di rigore per l'Aspra, messo a terra Gaetano Lo Cocco. Fischia l'arbitro, Lo Cocco angola e segna il gol del vantaggio dell'Aspra al quinto minuto, 1-0, la rete di Gaetano Lo Cocco. Parte Palazzo, centra la porta in maniera molto precisa, 2-0 Aspra con Raffaele Palazzo. E l'Aspra può andare in velocità, quel minimo che serve. Lo Cocco in area di rigore, angola e trova la doppietta personale. Gaetano Lo Cocco al 22esimo, 3-0 per l'Aspra. Sempre lui, Lo Cocco. Gio, il pallone passa per i Mesi, traversione basso, Sorrentino non la prende, Giovanni D'Amico sotto la traversa, il piattone, 4-0 Aspra con Giovanni D'Amico. Il passaggio di Paolo D'Amico, mamma mia quanto spazio c'è per Giovanni D'Amico per avanzare, pallone in mezzo, la deviazione sulla traversa, colpo di testa in rete, il gol arriva. C'era stata la deviazione sulla traversa di Acciuri, ma niente da fare, Lo Cocco si trovava lì e ne ha fatto un altro. Blandino, passaggio ravvicinato, recupera l'Aspra che riparte in contropiede con Gio che supera il proprio avversario e va avanti, si allarga Roccaforte. Gio pensa ad entrare in area di rigore, a puntare Grillo, lo supera Gio, pallone in porta, c'è il gol del 6-0 per Roberto Gio. Rubino, Blandino sbaglia il passaggio, campo aperto per l'Aspra con Gio, sono in due contro Grillo, Gio serve Giovanni D'Amico, si ferma davanti al portiere, la finta su Grillo, ancora Giovanni D'Amico, il gol del 7-0 ed è doppietta per Giovanni D'Amico. Avanzata di Sorrentino, scatta Sorrentino contro Palazzo, davanti Cascione, il gran gol di Sorrentino, la gioia per il Real Trabia, è il secondo gol consecutivo per Michael Sorrentino, mentre qualcun altro ha già rinunciato da tempo nel continuare a giocare. Attenzione intanto a Gio, davanti Grillo, non sbaglia, 8-1, doppietta per Gio. Questa è ufficialmente la partita in cui l'Aspra ha segnato più gol in tutto il campionato. C'è il fallo subito, 1 minuto e mezzo di anticipo e la fine della partita arriva adesso con la vittoria dell'Aspra per 8-1 sul Real Trabia.